La tartaruga. Anelante la donna tornò nella sua tana, che era una di quelle tettoie sulle terrazze a riparo dei cassoni per il deposito dell'acqua. I cassoni erano stati ingranditi e portati più in là, sotto una tettoia più vasta, ed ella aveva ottenuto quel riparo dal padrone dello stabile, della cui famiglia da molti anni era donna di fatica. Tutto è buono per i proprietari di case e tutto è buono per i disgraziati senza alloggio. Ella possedeva una chiave della terrazza, dove a turno le serve degli inquilini stendevano i panni ad asciugare. Anche quella notte, dalle corde e dai fili di ferro, pendevano panni bianchi e di colore e file di calze, lunghe e corte. La luna a piombo dal cielo bianco di luglio dava forme e trasparenze spettrali a quei colori vuoti e alle loro ombre sul pavimento bianco della terrazza. E la donna provava, nel passare in mezzo ai panni per arrivare al suo rifugio, l'impressione di essere toccata da fantasmi. Arrivata là dentro, si gettò sul suo giaciglio corto che non permetteva alla sua lunga persona di stendersi bene. Col piede spinse la porticina, ma con lo stesso piede la riaprì. Soffocava, le pareva di essere un topo agitato dentro la trappola, ma non voleva muoversi, non dar segno neppure all'aria di questa sua agitazione interna. I piedi però le pulsavano tanto che le pareva di sentirli parlare. Si cacciò via le scarpe e si allungò in modo da metterli sulla striscia di luna che imbiancava la soglia. E a poco il bagno della notte glieli rinfrescò. A poco il sangue le sicchettò nelle vene e il pensiero smarrito tornò nel suo cervello come lei era tornata nella sua buca. Allora l'istinto della salvezza, più che il rimorso o il pentimento, la costrinse a ricostruire la scena del suo delitto. Si rivide nell'appartamento al secondo piano, abitato da un vecchio signore al quale, dopo sbrigate le grossolane faccende nella casa del padrone, ella ripuliva le camere. Il vecchio aveva piena fiducia in lei, tanto che le lasciava le chiavi mentre egli era fuori per la colazione. Ed ecco che ella, con la pesante sveltezza dei suoi 50 anni robusti, riordina la camera di lui, una camera vasta con 2 finestre, coi mobili di mogano e il letto grande con i lenzuoli di lino, dolci da toccare più che la seta. Fa caldo e lei pensa con terrore al suo buco su nella fornace della terrazza. Fa caldo e tutte le cose puzzano e anche lei sente un cattivo fermento di perversione ribollirle nel sangue. Quel fermento di dolore antico che ricorda all'uomo, quando la natura lo opprime, la maledizione della sua carne. La donna lavora e si domanda: perché il vecchio scapolo egoista e sporcaccione, che non ha mai fatto nulla in vita sua, deve dormire in quel letto fra 2 finestre aperte sul giardino verde e lavarsi con acqua profumata e andarsene a mangiare nelle trattorie fresche dove le mense sembrano coperte di neve e di oggetti di ghiaccio iridescente, mentre lei ha le ossa ingrossate dalla fatica
e mangia gli avanzi altrui e non ha mai pace né gioia e nessuno le vuol bene. Qui, nel ripulire lo specchio dell'armadio, vede la sua grande figura di Giunone, pezzente, e sente in sua coscienza di esagerare. C'è qualche gioia per lei, quella fra le altre di andare all'osteria, dove tutti, specialmente verso sera, si vogliono bene, e c'è la soddisfazione della sua libertà. In quelle ore il riversarsi della sua fatica nelle chiacchiere e nel bicchiere di vino. E c'è a sera una creatura di Dio che l'aspetta negli angoli umidi della terrazza. E quando ella torna stanca e si butta sul giaciglio, le gira attorno per sentirne l'odore di fatica e di ubriachezza serena, e le slaccia le scarpe come una piccola serva fedele. Poi si ritira nel suo angolo umido e il suono di un bacio continuo fra lei e la terra addormenta la donna, ricordandole i campi donde veniva e l'infanzia e le fresche origini della vita. Ma questi ricordi che accompagnano quello della tartaruga sua compagna di solitudine nella terrazza non le rinfrescano l'anima. La certezza che lei non potrà mai tornare indietro, mai ritornare alla terra se non come cadavere, accresce anzi la sua arsura. Quasi per tentare di rinfrescare davvero questa arsura, in quel momento più interna che esterna, per la prima volta, dopo che serve fedelmente e rispettosamente il vecchio signore, osa lavarsi con l'acqua e il sapone di lui. In un cassetto del lavabo ella sa che ci sono anche certe polveri rinfrescanti. Apre dunque il cassetto e i suoi occhi si spalancano, la mano rimane sospesa nell'atto di prendere una specie di libretto con figure, ghirigori, numeri e cifre dentro il cassetto, fra le scatole di ciprie e di pomate che hanno un profumo nauseante. Sullo sfondo bianco di un medaglione, inciso sulla prima paginetta, una donna melanconica con un lungo ricciolo azzurro pendente dalla tempia destra s'appoggia ad un'ara fumante, ha strani oggetti in mano. Quello che sostiene con la destra sembra un bastone e alcuni bambini nudi ai suoi piedi si divertono a guardarlo e forse a tentare di prenderglielo. Anche lei, la serva, guarda così il libretto, si china meglio a osservarlo. Infine lo prende e lo sfoglia. È fatto di molti biglietti da 50 lire, nuovi, ancora appiccicati gli uni agli altri. Con questi, pensa, potrei filare subito alla stazione e tornarmene laggiù da noi. Chi sa niente di me? Cercala. Il vecchio è appena uscito e non tornerà che fra 2 ore. E a lui questi soldi non fanno né caldo né freddo. Un attimo e il potrei del primo impeto si cambia in posso. Si cacciò il libretto nel seno e finì di riordinare la camera. Un ragionamento errato di salvezza la guidava. Se la raggiungevano e la prendevano, laggiù dove voleva andare, faceva tempo a negare, però si affrettava. Chiuse le persiane, tornò nell'ingresso buio, ma mentre sta per aprire la porta, questa,
come nei sogni, si spalanca da sé e nel vano grigio appare la piccola figura del vecchio. «Buongiorno, buongiorno», dice lei, untuosa e vibrante. «Ho finito e vado via». «Aspettate un momento, ho dimenticato una cosa», gli dice, lasciando la porta aperta, e va di là nella camera e apre il cassetto. Da quel momento, come tutti i delinquenti dicono per scusarsi, ella perde la propria coscienza. Fuggire? La prenderebbero per le scale. Negare? No, non le resta che negare. Ma il vecchio la investe, le salta addosso come un gatto arrabbiato, grida con la sua piccola voce che vuole denunciarla, che chiamerà gente se lei non restituisce tutti i denari. Lei tace, si lascia spingere e stringere, ma ad un tratto chiude con un calcio la porta e a sua volta soverchia l'uomo, gli afferra il collo con le sue mani che il lavoro millenario suo e dei suoi avi ha mantenuto gigantesche e glielo stringe, glielo torce come quello di una gallina. Un rumore, se così può chiamarsi, più tenue e indefinibile di quello del rosicchiare del tarlo. Ella lo riconobbe subito. Era la tartaruga che veniva a fare la sua visita notturna e cominciava il suo giro di ispezione nella tana. Ella si alzò a sedere, coi capelli pesanti di sudore. Ritrasse i piedi, poiché la luce della luna glieli fece apparire enormi, e attese. Si sentiva il rumore notturno della città, come quello di una nave in rotta nell'oceano. Ma il succhiare della bestia nell'angolo dove c'era la brocca dell'acqua e quindi un po' di umido per terra sembrava alla donna la voce più potente della notte. Il cuore le si scioglieva dalle catene infernali della disperazione. Quel ritorno della tartaruga era come un ritorno di speranza e quindi di vita. Aspettò che la bestia si avvicinasse, si avvicinava, le fu presto ai piedi e lei sentì sulla caviglia come la punta di una spina. Allora si piegò e prese la tartaruga in mano e la sentì fredda e dura come una scatola, eppure le parlò avvicinandosela alla guancia come si fa con l'orologio per ascoltare se cammina. «Le scarpe me le ho già levate», le disse piano. «Avevo tanto caldo. Ho corso tutta la giornata oggi, al sole di qua e di là, non so per tutte le strade. Fino a giù alla campagna, al fiume. Volevo buttarmi nel fiume, ma non ho avuto il coraggio. Dio non vuole che si uccida e adesso aspettiamo, verranno a prendermi. Sia fatta la volontà di Dio. I denari li ho rimessi a posto, mica per paura che mi accusassero, ma perché così dovevo fare. Mi dispiace di lasciarti in questa fornace dove ci ho portato io. Le serve ti butteranno giù perché sono tutte cattive e tu ti romperai come un vetro, come sono rotta io. La tartaruga tirava fuori dalla sua cupola la testina e le zampe. Sul suo polso di legno la donna sentiva quelle unghie molli scavarle la pelle come per arrivare al sangue e succhiarne i gesti avvelenati. Allora l'idea di salvare la sua amica, di ridarla alla terra,
Dominò l'istinto stesso della salvezza propria. La volse in un fazzoletto, si rimise le scarpe e scivolò giù per le lunghe scale, passando ad occhi chiusi davanti a quella porta. Trovò il modo di uscire inosservata e camminò ancora a lungo, attraversando come in sogno la città notturna, ardente i colori dell'arcobaleno, finché arrivò agli orti fuori le mura, dove Dio parlava ancora con la voce solitaria dell'acqua corrente.